Il 20 settembre, nella sede di Longare, l'Assemblea straordinaria dei soci di Centro Veneto Bassano Banca ha approvato la fusione con Rovigo Banca, dando il via alla nascita di una nuova realtà bancaria, la Banca del Veneto Centrale. È un risultato quasi all'unanimità, il rappresentante designato ci ha portato 1561 deleghe e all'unanimità abbiamo raggiunto un quorum complessivo per 1530 voti favorevoli, un risultato importante che esprime l'apprezzamento della nostra base sociale sul progetto di aggregazione. Banca di credito cooperativo che opera nel territorio vicentino, padovano e trevigiano dal 1896, Centro Veneto Bassano è una banca da sempre legata alle famiglie e alle piccole e medie imprese, a sostegno dell'economia del territorio anche in tempo di Covid. La banca è presente, c'è e c'è stata e ci sarà. 553 filiali, 163 comuni di competenza, 5 province: Vicenza, Padova, Treviso, Rovigo e Ferrara. La Banca del Veneto Centrale sarà la seconda banca veneta del gruppo Cassa Centrale Banca per dimensioni e volumi. Una banca con fondi propri, un patrimonio di circa 186 milioni, 408 risorse, una banca veramente importante. Banca del Veneto Centrale avrà la sede a Longare e 4 sedi staccate a Bassano, Rovigo, Campo San Martino e Bergantino in provincia di Rovigo. Rinnovato anche l'assetto che vede confermato il presidente Gaetano Marangoni, affiancato dai vicepresidenti Lorenzo Oliviero e l'attuale vicepresidente Rudy Cortese, 2 i nuovi consiglieri, Edo Boldrin e Paolo Zennaro. Alla capogruppo il ruolo di garante e a noi il ruolo di operatori quotidiani. Una squadra coesa e motivata che ha nelle proprie intenzioni quella di crescere ancora per essere più vicina alle imprese e alle famiglie. Oggi siamo stati protagonisti di questa operazione e se in futuro ce ne sarà la necessità e l'opportunità siamo ancora pronti a guardare a nuove e importanti traguardi. Banca del Veneto Centrale, insieme diamo vita ad una nuova banca.